un'altra serie di parole che caratterizzano un po' i personaggi e le sfumature di persone e sono balabiot, che in realtà nel dialetto più arcaico era babiot, tananai, che poi recentemente un ragazzo ha preso come nome d'arte per la sua vita musicale, ma è una parola prettamente dialettale. Tananai sta per facilone, facilotto, sempliciotto, ragazzo che ingenuo, che fa delle espressioni, dei comportamenti che insomma superficiale avrebbe potuto rifletterci. Tassetu un tananai. Picciapole è una persona che si muove tanto, continua a fare tante piccole cose, fa un po' di polvere intorno a sé, ma di fatto non stringe mai niente. Picciapole, come viene dalle persone che spingono dentro, no? Nelle aie, spingevano i polli, li facevano andare, i poi, le pole, i pulì, quindi puccia, credo che derivi da lì, pucciapole, in realtà è diventato picciapole, cioè una persona che spingi 3 galline di qua e nel frattempo se ne escono altre 4 di là, no? Persona che non conclude niente, che dà a vedere di essere quella sempre molto operosa e in realtà poi stringi di operosità veramente concreta nessuno. Rimbambit, no? Una persona che insomma è stato rimbombato da qualche accadimento ed è uno un po' stordito. Questo è un termine un pochino più aggressivo, un pochino più cattivo. Rimbambit, tassetu rimbambit. Pagliasso, che è veramente un po' nell'italiano pagliaccio, ecco, e nel dialetto ha la connotazione non tanto del clown, ma proprio della persona che fa il pagliasso, cerca di far divertire gli altri, magari grossolanamente, per riuscire a creare un clima insieme con gli altri, una persona, il giullare, il simpaticone della compagnia, insomma, te sei tu un pagliasso. Steaco brut, avevamo detto, slambrot è molto più legato alla modalità di fare. Tassetu streaco brut è qualcuno che tende a fare pettegolezzo, il famoso gossip, no? E quindi è uno che insomma trabocca il brodo, streaco brut, dice proprio un po' parole senza contorni. Tambor, tassetu un tambor, che sta un po' a sempliciotto, eccetera. Malmustus, chiudo con malmustus, sono una persona permalosa in termini negativi, cioè uno che è anche uno quando è giù d'umore, quando è un po' malmostoso, ecco, che è sicuramente un termine italianizzato ma che non funziona in italiano. Malmustus è una persona che sta in maniera triste, no? Soccombendo, le varie cose le subisce, quindi è di cattivo umore, od è comunque uno che tende ad essere una persona che facilmente si lascia condizionare e si lascia andare al cattivo umore.